Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo su Flight Simulator, sempre in attesa di sto benedetto FS 2020 che uscirà il 18 agosto, ma il problema è che, sì, confino che non ci sarà il PC nuovo sarà un po' duretta, però va bene, ci accontentiamo. E comunque raga, siamo a Milano, Milano Malpensa, ruta di oggi, Milano Malpensa, Santorini, Grecia. Siamo molto gasati, siamo pronti, non vediamo l'ora di partire. Ok ragazzi, stiamo iniziando le procedure del push and cut. Ora, la rotta di oggi è un po' più lunga del solito, sono circa 2 ore di volo, 937 miglia. Bella, bella tappa. Ok. Sono 2 orette intense, siamo partiti dalla Grecia nello scorso volo, arriveremo in Grecia, in questo qua, ma in un'isoletta di Santorini. Probabilmente ci sarà forse un atterraggio manuale, vediamo. Locking gear. Ok, siamo col ventilatore qua, poi l'ho portati l'8 perché è un caldo agghiacciante. È un caldo polare o un freddo torrido? A voi lascio la scelta, sempre a voi. E sono un cretinotto. Vai. Se non avvio il motore è un po' dura. Ok, November, qualcuno sta partendo, ma noi ce ne sbattiamo i maroni di questo. Qua abbiamo un Quataro Airlinesone, un aereo del Qatar, Qatar Airlines. Sì, ma aspetta un attimo a lasciare i parcheggi perché i freni di parcheggio perché ho un motore al massimo, un altro non al massimo, rischio uno sbilanciamento come andiamo. E la cosa non mi piace. Prendiamo questo, per dopo manca ancora tantissimo. Scusate, io ho una canzoncina in testa e non me la leggo. Ho capito, one moment please. Ok. Oi. Perfetto. Ottimo, stiamo andando, dov'è lo metto? Eccolo qua, bello come il sole di notte, eccolo qua. Ok raga, stiamo rullando, tutto regolare. Sempre bello l'aeroporto di Milano, l'hanno fatto veramente bene, siamo un po' troppo veloci forse. Ecco, meglio rallentare che non si sa mai. Ok. Buono, buono, siamo in bolla. Oh, quel traffico ragazzi. Tanti aerei stanno arrivando però. Dai. Ok ragazzi, ho l'autorizzazione a partire. E noi partiamo. Ok. È tutto pronto. Direi che possiamo andare.
e andiamo verso la gloria eterna. Ok. Buono. Siamo della 35L, direzione Saint-Louis, con traffico importante. Ok, vola, porco, vola. Ok. Un attimo a mettere il pilotone automatico. Yes, altitudine. Ok. 50. Salita per quota 90. Ok. Traffico potente, qua è sempre una zona molto trafficata. E siamo partiti dalla nostra cara e vecchia Italia. Anche 2 voli. Ok, c'è una bella tappa, sono ancora 3 ore e 20 perché non siamo ancora a pieno regime di velocità. Appena saliamo i 10.000 andremo a bomba. Intanto mi comprerò un hard disk esterno stato solido da 1 tera per scompensare un po' il tutto. Lo giocheremo, io spero almeno alto, ecco, il medio mi gireremo anche i coglioni. Su Fly 2020 chiaramente sto parlando. Mantieni 210. Ok. Ecco San Siro ragazzi, San Siro al Duomo, fantastic. Stiamo sorvolando proprio Milano centro, molto bene. La quota di crociera 280, siamo a 835 miglia da Santorini, manca 1 ora e 40, quindi tempo perfetto. Traffico a manetta, che qua ragazzi veramente ne pensavo di più, però comunque traffico attivo e questo è importante, almeno ci tiene svegli, ecco. Bene, speriamo di trovare bel tempo anche in Grecia, ma praticamente insomma le condizioni estive, salvo tornati dell'ultimo secondo, visto che sappiamo che noi siamo famosi per i tornadi in qualsiasi momento, e niente, però tutto procede. Raga, ormai stiamo lasciando
l'Italia, ci stiamo avvicinando alle coste della Grecia, mancano 425 miglia, 51 minuti. E dobbiamo virare per 1-2-0. Qua via. Piccole, diciamo, correzioni di rotta che servono. C'è stato un po' di nuvole verso centro Italia, però poi sono sparite, insomma, in poco tempo. L'importante però è avere il bel tempo a Santorini. Ci dobbiamo sparare, praticamente siamo sparati tutta l'Italia, tutta la Grecia, contando tutte le coste, l'Albania, la Croazia. Però ormai ci siamo, nel senso, siamo in Grecia praticamente. Raga, finita la discesa a 180, anzi a 190, scusate, 78 miglia e siamo a Santorini Center. Non abbiamo ancora l'avvicinamento, però presto arriverà, presumo. Se è manuale sono cazzi, è ufficiale. Ok ragazzi, ovviamente è un atterraggio in manuale, e quindi sono cazzi. Però vabbè, ci proviamo. Ok ragazzi, ci siamo. Mi sto cagando un po' addosso, ma ci siamo. Siamo pronti alla battaglia. Vai che siamo pronti. Ci avviciniamo piano piano. Ok ragazzi, l'autorizzazione. Adesso piano piano. Lineare, perché non mi vedo molto allineato. Pianino, sono un po' più basso secondo me della media, cioè dovrei essere così basso, però sto cercando di prendere un po' qui in anticipo. Mamma, prevedo cose brutte raga, ve lo dico, la pista è difficile, cazzo. Adesso tocca a me. Mamma. Ok. E mo si prega. E mo si prega. 100. Merda. 50. 20. Return. Insomma. Insomma, dai. Ci ho provato, raga. Poteva andare peggio però, dai. Poteva andare peggio.
Parcheggiamo. L'aeroporto un po' del cazzo, non ce l'ho a Salonicco e a Atene l'aeroporto, diciamo figo. Vabbè, una volta che ce l'abbiamo fatta siamo arrivati. Un po' così, cioè, diciamo che abbiamo usato delle licenze poetiche per arrivare a Santorini, però siamo arrivati. Parcheggiamo un po' così. Ok. Ok, ragazzi, l'abbiamo fatta, mamma mia, siamo a Santorini, sani e forse sani, e va bene. È andata. Ciao!